Bene, siamo qui anche oggi, cari amici e cari amiche, per dare voce a voi, dare voce a coloro che vivono le sofferenze dell'indebitamento voluto, non voluto, voluto dallo Stato, non voluto dallo Stato. Io non entro in merito, però noi abbiamo abbiamo la possibilità di vagliare queste problematiche che avete, cercando dei tecnici ad hoc che vi daranno delle risposte e vi aiuteranno senz'altro a trovare delle soluzioni serie, perché io ho visto anche in questi giorni, Claudio, anzi salutiamoli, salutiamo i nostri amici. Certo, buongiorno a tutti. Ho visto in questi giorni, anche in questo ultimo mese, che siamo partiti a fare noi qualche discussione sul tema, sui social, il prolificarsi di aziende, non lo so, serie, anche, per carità, io non posso mettere in dubbio, però facciamo anche attenzione a coloro che si mistificano serie e poi invece sono alla ricerca soltanto di soldi. La legge 3, i problemi della legge 3 non sono semplici, non è che con la legge 3 per lo sdebitamento si riescono a risolvere tutti i problemi, ma possiamo tentare di trovare delle soluzioni che siano di sollievo per coloro che sono dentro a questa problematica. Ti dirò, Claudio, che negli ultimi giorni mi sono reso conto che ormai eravamo in una situazione di calo dei prezzi, ma adesso stanno tornando su in una maniera brutale, cioè i prezzi dei supermercati, i prezzi della benzina. Il prezzo della benzina lo trovi servito in autostrada, il gasolio a 2,20 € servito e a 1,95 € al self-service. Cioè sono cose che non hanno logica. Dovrebbe qualcuno di più alto di noi, qualcuno che dovrebbe gestire lo Stato, e lo Stato siamo noi, dovrebbe dare delle risposte più concrete e non soltanto lasciare all'anarchia totale i prezzi dei supermercati, i prezzi della benzina, i prezzi dell'abbigliamento, i prezzi fanno gli sconti ma prima fanno gli aumenti del doppio, e allora non va bene, non va bene. Le ultime voci che si sentono non sono positive da questo punto di vista, no? Adesso da qualche giorno si sente il problema che non si è fatto in tempo a non trovare più l'accordo sul passaggio del grano dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, no? E già si sente ipotizzare aumenti del 10% su pasta, su pane, sui derivati del grano. Quindi siamo proprio in balia della speculazione pura in Che questo non momento. sono calati, perché è calato poi il prezzo del grano, Certo. ma i prezzi non sono assolutamente calati. Questo che stai dicendo è veramente un momento delicato, quello che stai dicendo è vero, è un momento delicato, però vedo che non c'è reazione da parte di nessuno. Io non vorrei entrare nel merito della guerra, chi la colpa, l'aggressore, il non aggressore. È logico che se continuiamo a martellare solo da una parte e non finirla di martellare una parte e metterci a un tavolo seriamente per risolvere i problemi, stanno invece risolvendo i problemi di coloro che prenderanno sempre più soldi da questa situazione. Allora non si risolve il problema della guerra facendo la guerra, mandando armi, ma obbligando qualcuno, se qualcuno ne ha la possibilità, a sedersi a un tavolo e ragionare su come uscire da questa grave situazione. Bene, mi sembra che in settimana qualcuno
ci abbia contattato per qualche problema, Claudio. Sì, io prendo la parola. Ecco, voglio ricordare, poi lo ricorderai anche tu, per contattarci il numero di telefono in sovraimpressione, leggetelo con calma, scrivetevelo, è il 375 64 68 181. 375 64 68 181, ricordatevelo. In settimana, dicevo, siamo stati contattati, abbiamo avuto diversi contatti. Io prendo la parola un attimo adesso per fare un discorso un po' completo, un po' organico. Ne hai facoltà. Ha Grazie. detto la regia che ne hai facoltà. Grazie mille. Allora io partirei subito intanto con un messaggio che ci è arrivato dalla signora Elena. Il suo messaggio dice così: non ho capito bene se si possa riuscire a fermare un finanziamento una volta che il firmatario sia impossibilitato a godere del bene immobile. Allora, io su questo messaggio mi limito a dire questo per il momento. La cosa è interessante, la cosa può presentare dei risvolti che sarebbe interessante approfondire, però siccome il messaggio non è chiarissimo, bisogna capire godere del bene immobile, che cosa si intende, perché non si può più godere di questo bene immobile. Dobbiamo parlare direttamente con la persona. È chiaro, bisogna che la persona ci contatti al numero che avevamo detto prima, 375 64 68 181, e ne parliamo e ne discutiamo, approfondiamo il discorso e vediamo il perché e il per come di questa situazione e di come se ne possa uscire. Anche perché senza dati non è che possiamo dare delle risposte. La cosa bisogna analizzare, certo. Lo diciamo sempre, perché non rispondiamo mai in diretta? Perché dobbiamo incontrare le persone, analizzare il problema insieme alle persone e poi cercare di dare delle risposte. Se diamo delle risposte soddisfacenti potremo, che vanno bene per la persona che ci interpella, potremo poi parlarne anche in diretta, però prima dobbiamo conoscere esattamente i fatti. Lo studio e l'analisi dei dati sono fondamentali se si vogliono dare delle risposte corrette, altrimenti andiamo fra i maghi e non è il nostro caso. Ecco, al di là poi di questo, volevo dire quest'altra cosa. I nostri tecnici, i nostri professionisti hanno ricevuto diversi contatti telefonici e sono state sottoposte diverse situazioni. Da questi contatti telefonici abbiamo ricavato alcuni dati ed elaborato alcuni anche dati statistici che ci sono stati trasmessi, che ci sono stati sottoposti per poter essere utilizzati anche qua in trasmissione, no? E da questi dati noi abbiamo potuto ricavare che l'80% circa delle persone che ci hanno contattate sono persone che possiamo definire ex appartenenti al cosiddetto ceto medio produttivo. Ceto medio produttivo che era ed è tuttora la base economica su cui si fonda la benedetta ricchezza di questo paese, no? Lo sappiamo bene, piccole e medie industrie, professionisti, artigiani sono la base economica su cui si fonda l'economia italiana sostanzialmente. E l'80% di queste persone ci hanno contattato e ci hanno telefonato. A questo proposito io vorrei richiamare un articolo che ho recentemente pubblicato sul gruppo Finanza Etica di cui sono amministratore.
Ho pubblicato un... Invita i nostri ascoltatori a seguirti. Ma certamente chiunque voglia può chiedere di iscriversi a Gruppo Finanza Etica, lo trovate su Facebook. Siccome è un gruppo chiuso, poi ci sarà uno degli amministratori, probabilmente anche io, che vi darà accesso a questo gruppo e iscrizione a questo gruppo, e lì potete sbizzarrirvi a leggere tutti i post e gli articoli che vengono pubblicati. Questo che ho pubblicato un paio di giorni fa è particolarmente indicato alla situazione perché pubblico un articolo di giornale del 2018. Noi non ce l'abbiamo adesso in sovraimpressione, però il titolo di questo articolo di giornale recita così: debitori, due punti, come e perché lottare contro la piaga dei fondi locusta o fondi avvoltoio, insomma. E nell'articolo io scrivo questo, ve lo leggo perché è brevissimo, comunque vi rubo pochissimo tempo. Questo è un vecchio articolo del 2018, ma stiamo tornando a quei tragici tempi. Gli elementi del disastro si riassumono facile. I parametri imposti dall'Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea costringono le banche a disfarsi di crediti deteriorati ed NPL e li vendono a poco più che un tozzo di pane ai cosiddetti fondi locusta e fondi avvoltoio o alle società speculative di recupero crediti che attuano qualsiasi mezzo lecito o meno lecito per recuperare il presunto credito, spolpando il malcapitato di turno. Fra poco, con inflazione, tassi, crisi e speculazioni galoppanti, questo sarà anche lo scenario odierno. Opporsi con ogni mezzo e con tutte le forze a questi strozzini diventa un imperativo morale e sociale, col supporto naturalmente di validi e preparati professionisti. Ecco, io ti chiedo, è chiaro che chi ci sta ascoltando dice sì, ma noi cosa possiamo fare? E noi, io ti chiedo a te, noi cosa possiamo fare? Possiamo insistere sul denunciare questo? Possiamo fare delle azioni per poter far intervenire chi di dovere, far svegliare chi sta dormendo e non si accorge di queste speculazioni, o cosa possiamo fare? Perché altrimenti saremo sempre schiavi di queste situazioni. Certo. Intanto vi dico, questa è una situazione che dovrebbe assolutamente, lo dicevo anche nell'articolo che ho appena letto, è una vera e propria piaga sociale. Non dimentichiamo che in Italia siamo scarsi 60 milioni di abitanti e le statistiche dicono che ci sono 9-10 milioni di persone in povertà assoluta o in povertà relativa. Parliamo quindi del 15% della popolazione italiana. Sì, ma non è uno scherzo, non è una buttata. Basta fare due conti semplici, semplicissimi. Se una famiglia prende anche 1.500 euro di stipendio e nella famiglia ci sono 4 elementi che vivono, 2 ragazzi che vanno a scuola e la mamma che aiuta, incominci a pagare le bollette del gas che sono andate alle stelle, ma alle stelle non vuol dire noi pagavamo una bolletta del gas 100 euro, la paghiamo 110, la paghiamo 4,50, cioè ci sono delle cose talmente assurde che se qualcuno non ci mette mano, altro che 5 o 15 milioni di poveri, perché poveri diventano anche quelli che ce la facevano con 2.000 euro in tasca arrivando a fine mese appena, perché le spese condominiali vanno ad aumentare dai 2.000 euro, io vedo delle spese condominiali, me ne parlava anche mia figlia stamattina, da 2.000 euro passano a 4,5, perché con la scusa che adesso riaumenta il gas, però noi dobbiamo mettere un freno a queste cose, dobbiamo far sì che si possa tornare un attimo a una logica
e qui io direi ne abbiamo già dato del materiale oggi, cosa ne dici tu Claudio? Secondo me quello che possiamo noi fare, giustamente tu prima mi chiedevi noi cosa possiamo fare, oltre che fare queste trasmissioni in cui denunciamo pubblicamente la situazione, quello che possiamo fare è appunto quello di mettervi a disposizione dei tecnici, delle strutture, io sono fra questi per esempio, che vi aiutino, che vengano ad analizzare la vostra situazione e che vengano a proporre e a studiare delle soluzioni che vi possano portare fuori da questa situazione. Io direi che possiamo anche fare qualcosa in più, proprio per evitare che altre migliaia di famiglie entrino in una situazione di grave crisi e di indebitamento, che sono poi una cosa è indebitarsi perché uno dice ho comprato una casa da 200.000 euro, non ho fatto i conti che non ce la facevo, merito anche di perderla, per carità. Non riuscivo a pagare la rata, cosa che non è vera perché il diritto ad avere la casa in Italia c'è perché sta nella nostra Costituzione. Allora, per evitare che molte migliaia di famiglie possono entrare in una situazione di crisi perché non hanno la bolletta della luce più adeguata, non hanno la bolletta del gas più adeguata alle loro esigenze, la borsa della spesa va ad aumentare, l'inflazione va a togliere quelle che sono le possibilità, basta. Allora un'altra cosa che potremmo fare una volta analizzate certi problemi, noi chiamiamo le persone in piazza e andiamo a spiegare con le bollette vecchie e le bollette nuove che cosa si può fare, che cosa per legge si potrebbe fare per affrontare il problema, se no non ne usciamo. Organizziamo anche la protesta allora a questo punto. Indubbiamente, ma più che il protesta è mettere in evidenza, io non vorrei mai far casini, però andare in piazza per dare voce al popolo, perché qui dentro non possiamo tenere 1000 persone, ma in piazza le possiamo tenere e possiamo ragionare, possiamo invitare tecnici, possiamo invitare persone che hanno conoscenza e coscienza e che possono spiegare e ci possiamo spiegare perché questa deriva. Certamente. Bene, allora io vorrei utilizzare l'ultimo minuto di questa trasmissione per ricordare un amico, ma un amico, un vero amico, una persona straordinaria, Luca Pauletti. È mancato in settimana e per me è mancata un pezzo di me stesso perché con Veneto Globe aveva collaborato, avevamo fatto la famosa Desmontegada a Pedavena, e lui era un grande organizzatore. Lui poteva salire su un palco con 1000 persone e tenere banco a tutte le domande e a tutte le persone che potevano rivolgersi a lui per qualsiasi problema. Purtroppo qualche anno fa si è ammalato, ha passato gli ultimi 3 anni in grande sofferenza. È per quello che gli vogliamo bene, non piangendo, ma pregando per lui. Ha passato questi 3 anni, io lo so, non lo vedo da un anno perché non potevo più vederlo, però ha passato questi 3 anni veramente in una sofferenza tremenda, tremenda. Luca, caro Luca, io penso che migliaia di persone che ascoltano le mie parole e le faremo ascoltare in qualsiasi maniera possano darti un abbraccio virtuale e dirti seguici da lassù, perché sei un uomo straordinario, un grande uomo. Ciao Luca, un abbraccio.